Nel 1485 i confratelli della Scuola Grande di San Rocco vengono in possesso della reliquia del loro protettore. Decidono così di erigere una chiesa a lui dedicata per poterne degnamente conservare il corpo. Passano alcuni anni, finalmente nel 1520, il 31 marzo del 1520, quindi quasi esattamente 500 anni fa, il santo viene traslato sull'altar maggiore dove tuttora si venera. In considerazione del particolare momento che stiamo tutti vivendo, la chiesa è stata scelta dal patriarca per la celebrazione odierna.